faceva breve. Già, si passava là e diceva a me. Ma buona donna, noi non abbiamo detto proprio nulla. Stiamo semplicemente dicendo che corrono certe voci. Ma quando c'è da fare zaccare le guardate, salta luce a mia voce, guarda che vuoto e sfasciata. Non dava qua. Ah, tu chiedi c'è un cavallo con un braccio cadavere, io lo faccio là. Non la fine per piacere, e qua già la pizza facciamo schifo. Possiamo fare un giro dell'appartamento, renderci conto proprio delle condizioni ambientali. L'appartamento, questa è una casa inabitabile, la gente se ne è finita, lì ci si potrà studiare. Qua c'è un altro vano. No, là c'è una camera. Possiamo entrare? Ah, no, mi dà bene, vedi, ti dico proprio un solo basta, non facevi. Una con me! Ora ne faccio da presso! Faccio a fare la masciata! Fai da pensione stava nel mio marito vostro! E ti lei già un po' di E che lo faccio? Sì! No, ma e cosa era successo? L'hai fatta a masciare! Muovi lui! Omadi! Oro! Omadi! Pupetta! Pupè! Se tu facci i mangi! La mazza! Tu a un microfono, frase da più quanto più è possibile. Abbiamo visto! E avete visto? Che avete visto? Non avete visto niente. Allora batteria che avete visto, pupè. Faccio vedere, signore, che ci sta batterita, va? Sì. Vuole fare proprio due chiacchiere con questa bella signorina? Prego, signora. La sedella è già data al municipio. E da gente spiego, ce l'ho, ma te. Guarda, siccome mio marito, no, che non è fidanzato, doveva avere un posto, cazziere un po' stufato, la vedo un po' più facile. O posto è svanito, o vuoi c'è rimane. Prego, se ne sta cadendo un braccio. Ma potete che noi torniamo in questa stanza, non ha più fare. Tu, mamma mia, come sta? Mi ha dato molto milioni! Mamma mia, e come sta successo? È l'unico più! Ne abbiamo visto! Hai sparato, ha fatto vedere che si è cacciato a visto! Allora che lo stai andando? Facciamo andare! Non posso andare! Mamma mia, accisa! Ci hanno ammazzato la buona! Mamma mia, che sono lavato di sudare niente! E gliela là, se lo soliamo qua! O vanno a buttare lo stato sì! E dopo il nome andiamo a passare da un po', ma tu mi dai una mattina! Ma non hai capito chi? Che già capito? Chi non mi ha usato perché si mette dentro ci va! Ma si chi fa pure la cieca, che roba lo fu, chi lo faccio, che non lo diversi no! Ma ti fate poco, mo si parlate del mood, che va? Non ti passo una guarda! Ma non tutti ne va male, non ci capite niente più, ma solo me lo so più! Non c'è che sto là mi fa, che sto là mi Lo fa? so, vedi? Giorniamo a farlo! Accendiamo più e prima da prendere la sciacata! Uno sbaglio che fai assieme per tutto? Ora lo fai proprio. Ma chi è? Dammi chi è? No, non ti impressionarci, no! Sono un signore e una signorina! Guarda come faccio, guarda che faccia. La faccia! È chiaro, la signorista faccia, ma chi l'ha vista va? E ha già fiducia! Ma possa essere negra, non lo so! Ma possa essere pure cinese, non lo so! E lei non diceva che faccia tu, non diceva! Sì, ne ha già fiducia, mi è potuto proprio dopo! Signori, io non lo faccio, ma che si fa? No, possa essere brutta, non lo faccio! Guarda, Mr. Blu, tu sei così bello, bellissimo, ma no, non hai detto tre occhi perché non ti potevo fare un numero. Sono una sentimentale. Don Gennaro, non vi preoccupate, Don Gennaro.
signorina, dammi una porta, a me è bellissimo, bellissimo. Ma che dicevo, qual è il mio modo? La vita mi fa schifo e la morte mi fa paura. Una frase lapidale. Prendiamo le generalità. Come si chiama? Non può pazzisco. Mi scappacchiai! Qual è il nome? Non c'è il giorno che scrive. C'è il nano per vedere. Non ci accompagniamo a Ma per la vista! O 15 dicembre del 1930, non ne Santa Lucia. Ah, signorina, davanti a piazza la faccia. E si affaccia la faccia. Fammi, lui cade lì mi sento fammi. Non avete nulla a fare quello che avete detto poc'anzi. Oggi anche lasciate lui. Vabbè, ma ricordiamo svegli, signor Capo, che hanno potuto uscire fuori. Ah già, non sai niente. Chi le signora avevano preparato, non si dice da dove era. E siamo su spiccio. Ma perché il signor Capo era buona, sì. Ma proprio buona, certamente. E perché me ne chiedi a dopo non si scana davanti. Ma non c'è nada. Niente lei. Ci vorrà un bel cane lupo! Vabbè, signorina, quando tu, che non me la può, questa era buona. E poi, non potevo mangiare noi, manco solo. Non paghi noi, che il modo mi farà a fare. Ti so che ti dirà, signore, che lei mi passa a me quando c'è le figlie. Andiamoci, no. Non ti muovere, lei non ha pigliato a fare, lei è rimasta stamattina, capi? Non ti muovere. Signora, lei ha tutta la mia comprensione. Signora mia, abitami, se potesse fare le novelle 3700 tutto. Palazzo, questo è il caso più bisognoso. Sì. Merita che noi facciamo quella cosa. Sì, frate, signori, quale cosa? Aspettate, saprete tutto. Vai subito a fare quella telefonata. Cioè, tu non vieni? E veramente vorrei approfittare per guardare un ragazzo. Io non ti mai dai grassi, dice che non va bene una cosa. Ma di chi le ci non ci vede. Vai. E va bene, faccio il trattamento. Sì. Caro Don Gennaro, adesso avrete una bella sorpresa. Ah, sì, che è la sorpresa, signorina? Adesso vedrete, cioè, capirete. Facci va bene. Noi abbiamo un progetto bellissimo che se ci riesce voi sarete molto, ma molto felice. Sì, secondo me sul progetto che hanno fatto piacere è veramente bello. Non so che si può. Ma sarà sicuramente d'accordo. La poverina non vuole che la vostra felicità. Non vi preoccupate, sta tutto a posto. Ma che, Don Gennaro? Don Gennaro, magari non mi sentite bene. No, io apro, signori, io apro. Ma dove siete? Non vi Non vedo. vi preoccupate, Signori, no, dove Don siete? Gennaro. Musica per la vita! Ma non è che sentite tutto sto qua, ma che è venuto pesante, è venuto. Ma che è sta qualità azzurra? Signora, ora vi spiego. Ma come spiegati? Tu non mi dice da fare sta diretta. Ma perché adesso ci siamo bene? Io mi sentivo crudito addosso. Dai, sei convinto che sta guarito? Non avete capito. Tu ci cade a te, uno è cagato veramente. Ricorrete a questi mezzi pornografici. E per i morti proprio la Risultate, gente! Porta la buona novella! Qui si era creato un equivoco terribile. Però sappiamo buona sentire che il dottor Ciacciacciocco domani parte per la Svizzera d'urgenza e si deve fare subito la condizione sine qua non è che Don Gennaro entri in clinica oggi stesso! Facciamo la fare. Guarda, questo! Io sono come niente! Ciao, signora, ciao. Uno dei più grandi professori del mondo! Bisogna sortaniccio! Ma sta prendendo il papacione! Ecco la nostra grande sorpresa. Signora, siete contento. Io non sto capendo niente, tengo la capo tutta la lunga! Don Gennaro, noi vi faremo operare, voi non sarete più cieco! Abbiamo trovato anche il donatore, un uomo di grande cuore! Ha lasciato scritto, io, Tony me occhio ad un cieco! E chi sta pure? Che è vita! No, che è morto fresco, posso te lo dico! È freschissimo di giornata!
cucina. Giusto, don Gennaro, andate. Don Gennaro, andate. Sarà un trapianto bellissimo. Il dottor Giacomo è un maestro. Voi ci pensate, chi toglie l'occhio malato. Samara! E gli rimetto quello buono, sta. Ci sei capito come la cosa che tu fai la caccia? Sapete che non siete un negro! Dopo non è che si potrebbe aspettare qualche giorno, qualche mese. Un mese! E dove lo troviamo un altro ciaca, ci ho coperto tutto per la gratis. Quello prende proprio su, quello se ne va. E quello dice, ciao Cascio, ho aspettato il Gennaro quando stava in città. Lo sei pazzo? Sì. Mi raccomando, signora, preparatevi la valigia. Pregate, io aspettate. Che noi torneremo. E ce la porteremo a mangiare a Don Gennaro. Don Gennaro, non è che a me i giornali parleranno. Vivo! Diciamo! Ah, come è bello quando la di carità! Ciao! Vabbè, io come facciamo giù? Guarda, devi la dire che sarà donna. No, ma prendo qualche soffrigino quando mi no, Ma no, detto no, e non lo fai. poi non la stati che non c'è un Via, ti metti mangiare. Gennaro, guarda qua. Vedi? E no, ci senti, spirituale, e ci muovo questo. Dalla mazzata, che fa? Vedi che cazzo? No, però scusate in particolare. Vai, scusa. Che l'assassino. È che mi ha fatto così grosso, come prima che tu grosso a te. E Non che c'è là, non c'è là. dire questa? Ti posso aspettare? Mamma mia, stai che dire? Non c'è là, sapete che è successo, non c'è là. Che strano. Cioè, dice una cosa. Sta un signore là davanti a lui in tutto il quartiere. Mamma mia, ma perché è che ci? E che ne sa, ce la spiana, sapi, con giocare Santa Lucia addosso ai cazzo. Uè, tu vieni? Oggi non just ma non sapete un film cammello, non sappiamo niente e non conosciamo nessuno. Chi sei proprio messo? Ma com'è questo ususio? È rosso di grigio, la cravatta rossa, un fazzoletto in dietro, i cassettini scuri, i scarpe a mocassini, la cinta nera e un viaggio non lo comprare. E un tanto come te, lascia! Oggi non faccio fotografia, io faccio radiografia. Ma basta, lo trovo, ma Oggi sono gente della malavita, sanno tutti i costi, sanno a tutti quanti. Comunque state tranquilli, casa può partire, ma non sa pagare. State un po', partire! Lui è lì, carità, nessuno parla. Qui stavo cercando di fare le capite di classe, non c'è invece fanno una famosa. tu puoi che si scappa passa. Ma ti dà di mangiare! Chi l'ha non stava? Ma voi, festeggiamo questa pace che vi illuminate di quel signore. Sì, sono troppo contenta! È stato come molto quartiere, noi ci stiamo avvicinando. La giornata guarda voi, permettete? Mi è uscito da bocca. Poi, è come dove me, questo posto tu siamo appena non ci fate la lucina. Sei ma pieno di amici. Qualità ci risposta! Lei? Motiva! Tu vuoi, se non ti trovano posti, a stessa finivata! Venite con piattino come credi sta Lucia! Ma insomma, tu ti fa sempre su questo signore. Questo signore se va là, anche se tutto conto, quando mi fa giovanotto, ma voi cercate lavoro. C'è forse sì, capite la sistemazione, i pannuccini. Dai, mi stai facendo parte di voi, Ditemi dove abitate e non a chiamare. E tu dicevi? Ti risposto subito di chance, indirizzo e capo! Mamma mia, non mi preoccupate, non vedete che non c'è dire, anzi, grigio! Allora, non si sta proprio così! E che lo sapi? Hai mi fatto male. Zucchariella mia!
appiccicato. Chi se scienziati e voi sono tutti pazzi, tutti sci, e si chiudono a fare esperimenti per la tua. E tu guardi, non so fare. Chi c'è? Chi c'è nell'aventura? State dando se mi sono permesso di entrare a possibilità a casa vostra. Come avete detto? Tu a me mi conosci. Io vado più presentando in casa. In questo caso tu parlo più alle sandali. Guardate un po' meglio. Voi a me mi conoscete. Ma no, da me! Che siamo in azione! Niente paura. E sta è una rivoltella che non spò. Ah, ma ci capite che mi bene e passiamo che creato il mio tuo barco da parlare. Ma perché non hai visto il mio soldati? Santa Lucia! Santa Lucia! Santa Lucia, non ci va, come potrei? Venuto poco stavo, lui. Senti, forse vedi che io vado, voi dovete parlare un po' come mai. Ma perché sono una stravoglio, non ho accompagnato un balzo. Ho voluto accompagnare. E che accompagna? Gente in balzo! Ma non sei pazzi? Ma siete solo in cazzo. Ma solo tu, Stefano! Giù! Come Vincenzo Mone! Tutta sta gente da parte. Prima di tutti i carabinieri che si vengono a fare a parte delle carte. Ma guarda un giorno veloce che ci capito! Ah sì? Allora ci fare da piccione, caffè! Avete ragione. E poi con tutti sti business ci vuole più e da piccione. Ma com'è che non mi ha domandato io chi sono? No, io appunto questo volevo dire voi chi siete! Stai malò. Ma no! Ti do tutto il ramo! Stai per morire. Ma no, tutto il tempo! Mi piace meglio me e meglio mujer. No! E come si sta andando a prendere tutta la vita? Mi piace bene a cavallo. No! Mi sono avuto, ma non ci va! E io faccio il bravo, io faccio venire la vista a chilometri. Ma posso me la faccio? Io sono non mi muoio, non parla. Sono cadere da che lavoro, io. Parla. E succede Capodanno. Capodanno. Alla vita sta morto! Ma come si dai? Ma sì, Ehi, ascolta! Come ci viene al passo? Ma sì, ci stavano correndo a dare che venivano da qua. Ma la volta la fanno da Non prende l'aria che sta andando avanti. Ma là! E chiudi il palazzo! No, quando si muovono, si vede da Norio! Oggi no, venite a noi. Oggi no. Avete visto che è successo stamattina stando uscendo? Ma che l'hanno montito? Ehi, quella ne ha ucciso un uomo! L'hanno ucciso un uomo!